La piazza San Marco è sotto sequestro per qualsiasi manifestazione che non siano quelle di regime. La questura di Venezia vieta le manifestazioni religiose come faceva l'Unione Sovietica sotto il regime comunista. Con questa singolare argomentazione l'indipendentista veneto Albert Gardin rivendica il proprio diritto a celebrare in piazza la festa di San Marco, nonostante il divieto del questore alla processione indetta dall'ennesimo Serenissimo Comitato costituitosi qualche settimana fa. Nell'Unione Sovietica, in cui erano vietate le libertà democratiche e civili, i dissidenti manifestavano, noi faremo lo stesso, cioè non siamo dissidenti, noi siamo gente civile che si batte contro uno Stato fuori legge. Il divieto di riunirsi in piazza San Marco il 25 aprile è stato motivato dalla questura col noto decreto prefettizio che dichiara l'area marciana off limits per tutte le manifestazioni al di fuori di quelle istituzionali, accompagnato da 2 regi decreti degli anni 30 tuttora in vigore. Inaccettabile secondo Gardin, che ha presentato ricorso e comunque vada, promette di essere presente in piazza. La Costituzione prevede che si possano vietare manifestazioni solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica e questo non è certo il nostro caso, argomenta. L'impiego di questi strumenti legislativi proprio nel giorno in cui si dice di voler celebrare la fine del regime fascista è una cosa grave. Sono leggi del fascismo che paradossalmente vengono utilizzate in applicazione della Costituzione. In realtà sono contro la Costituzione. Quello che faremo, annuncia Gardin, non sarà altro che restituire alla città un'antica tradizione che si è voluta cancellare. Penso che ridia significato a Venezia, a Piazza San Marco, che non è a caso che si chiami così. Oggi come oggi invece sia l'emblema di San Marco, sia la piazza, sia i riferimenti marciani sembrano del tutto casuali elementi di una Disneyland e non invece di una città ricca di storia, ricca di fede.